noi oggi non avremmo voluto essere, dove come comunità cristiana siamo nel dolore, siamo nelle lacrime, nella rabbia, nell'incredulità, soprattutto la bella famiglia di Riccardo. Posso chiedervi una cosa? Vi provate un attimo solo ad alzare in piedi, un secondo, e voltate. Questo è il bene che ha seminato Riccardo. In tanti, tantissimi hanno partecipato al funerale di Riccardo Baù, il trentenne di Stoccareddo ucciso da un tubo esplosivo usato nella Grande Guerra, inserito per armare il muro di casa dove erano in corso lavori di sistemazione. Uno shock per un'intera comunità che si è stretta attorno alla famiglia di questo giovane tanto amato in paese. Ci sentiamo spiazzati, persi, come dentro a un vortice che ci schiaccia a terra. Così Don Federico Zago, nell'esprimere quel dolore incolmabile, inaccettabile della perdita di un figlio, di un fratello. In un momento come questo è difficile pronunciare parole che possono scendere dentro un cuore che è lacerato dal dolore e sostenere quei tanti nostri perché no, che si annidano in maniera insidiosa nella parte più profonda di noi stessi. Il silenzio ci vuole. Ci vogliono secondo me anche le lacrime. Per l'intera giornata il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, ha proclamato lutto cittadino per rendere omaggio a Riccardo, un ragazzo di cui tutti ricordano il sorriso buono. Cerchiamo di farci forza, cerchiamo di comprendere ed essere compresi, cerchiamo il perdono, cerchiamo anche la speranza. E ricordati, noi non stiamo celebrando la tua morte, noi stiamo celebrando la vita, quella vita piena della quale tu oggi godi nell'infinito di Dio.